prima del recupero di Pescara, che sarà solo a fine mese, ci saranno dei incroci davvero molto importanti. A partire da quello di oggi, ovviamente consideriamo partita per partita, poi arriveremo ovviamente a trattare quello che sarà lo scontro diretto di tutti. Erano andati a rete con Masella e Zanon, dall'ultima partita. Nel frattempo attenzione alla prestazione interessante dello San Marino, interviene Mantovani spaccata al match di quest'oggi. Ora il San Marino prova alla terza palla del match contro l'area di rigore. Il tiro cross da parte di Becco, la palla danza Franchi, un grande Francesca Manzon, lancia avanti per Zanon, è buono l'avanti di Manzon, Zanon ha un po' di spazio, Zanon evita, anche Guidi, ancora Zanon, la porta è vuota, Zanon! Zanon si è avventata, ha provato una fuga disperata oltre la propria area di rigore. Jessica Guidi, gli ultimi incontri disputati. Buono per Piai, sul pallone, prova a intervenire anche Foltrano. Attenzione, sbaglio di Canino, attenzione a Piai, prova a entrare nell'area di rigore, dal vertice basso dell'area di rigore, ha provato a sorprendere Jessica nel frattempo, azione tra Foltrano e Cristi, Foltrano può mettere un pallone basso nella difensiva in offensiva, con il tocco di Piai, Cristi si terra Foltrano per Zanon, che ha spazio entra di rigore, Zanon prova la conclusione. Il campo è praticato e quindi la partita è stata rinviata. Adesso cross centrale per In area di rigore, attenzione per Dulbecco prova a controllare il pallone, Menin, la conclusione da fuori da parte del numero Infantile è stata ammonita per l'intervento che a fine primo tempo, quindi abbastanza termine. Intanto un grande pallone di Thomas nel rigore per Zanon, anticipato sulla destra per Mantovani. Può saltare Guidi, l'intervento di Guidi, calcio di rigore. Quinto minuto della ripresa, Natascia Piai contro Jessica Guidi, dal dischetto parte Piai che si piazza, Jessica Guidi e trova il decimo gol in casa. Vittorio Veneto 2, San Marino 0. Sì, intanto merito di questo gol va ovviamente alla precisione di Natascia Piai, ma anche appunto all'immediata vincente di questo partito. Allora intanto lo vedo Avanti! Piai ai 16 metri, un tocco nel rigore per Manzon sulla sinistra, conclusione di Manzon. Albonetti, quasi dalla testa della bandierina di sinistra, Albonetti a duello con i Virgili, riesce a mettere il cross in mezzo, palla che scavalca con Masella, Dulbecco in area di rigore, cerca di controllare, però è molto rischioso, quindi grosse difficoltà per rimettere in gioco il pallone. Attenzione in area di rigore San Marino, con il tentativo di conclusione, staccato Dulbecco, rigore di sinistra, il cross di Piai in area di rigore interessante, l'anticipo, la smanacciata. Era Manzon cerca di entrarsi in area di rigore, cross basso, palla è per Zanon, attenzione che c'è Manzon, vinto da una mano direttamente difensiva. Poi Innocenti, cerca il centrocampo, messo in alto da parte del San Marino, la palla Miceleni, che Zanon parte, velocissima, si immola verso la porta di Guidi, può andare 1 contro 1, conclusione di Zanon! La parte di Zanon, una palla comunque difficile di Piai, ancora un errore per la parte del San Marino, Foltrano può colpire verso la porta. Ancora di affermazione, attenzione, un velo involontario che favorisce Casali per un attimo, allontana però da Ross. Attenzione che andiamo ancora un altro lancio ottimo di Manzon per Zanon, che ha spazio sulla sinistra, prova a immolarsi ancora da parte del rigore, ha portato da Canini, Manzon pallone basso, Piai! Azione da manuale del San Marino ovviamente, e a quanto spazio per Zanon che ha messo un traversone perfetto, raso terra in area di rigore, sul palo posto e la Natascia Piai che fa 11 in campionato. Ora sulla destra, Mantovani sceglie per via centrali proprio nella Cateretta Ponte, tocco per Manzon, ancora sorpresa di Piai del San Marino, Manzon, tutto spazio in area di rigore per piazzarla, ha provato ancora Foltrano, sulla destra, il tocco per Mantovani, in area di rigore, Manzon, la conclusione! ha impattato su No, chiediamo a Stefano Modolo, è ancora no, quinto minuto di recupero, guarda se l'altro gol, vediamo. No, perché il nostro riferimento è il gol del Passoni. No, del